Ah, mi gioventù, sei passata in Piaglia di Iper, in un mio paese, enfin un mio paese, di mamma, ma sono stata arrivata a Culandà, e se no il mio paese è a Ucciano, il paese di babbo, e qui che mi tiene a cuore. Ah, sarei passata in qua, a sola mamma che ho conosciuto, perché i miei parenti si sono maritati tardi e non ho conosciuto che la mamma di un mio babbo e sono i miei più bei ricordi in paese. Sono stato arrivato in un paese perché la piaggia di Iperi non era mica era un paese, era la piaggia di un paese di Iperi, ma era un paese, non c'era mica tutte queste costruzioni che sono giunti dopo l'annata 65, 75-80. C'è stato un progresso, quando ero a piaggia di Iperi in cui tutta l'agglomerazione a strada di radio nazionale, arrivati i trottoir così potremmo marciare e promenare a sera o giorno, innanzi era con tutto pericoloso. C'ho di noi a campare con il tempo, c'è andato con il progresso, ma questa amicizia che si è persa. E eravamo tutti d'accordo, c'era la spartita, c'era l'amicizia e poi non c'era mica che i soldi che contavano come ora. Ci sono sempre qualche volta a chi andiamo a rendere visite, ma anche qui si perde. Ora tutto il mondo lavora, tutto il mondo è in benestare e tutto il mondo è solo. A part me non è più a corsa, che ho conosciuto quando ero cittadino, infine a 30 anni fa, non c'era mica tutta questa droga, tutti i cittadini che sono così persi. Tanti tutti e un anno in onda e i parenti piangono dopo. Non c'era, noi non abbiamo mica fatto bestialità, ci sarà stato sempre uno che si sortiva di un gruppo, ma non c'era mica tutte queste cose così, tutti gli assassinati, tutti così. E penso che ci sono certi giorni che hanno una buona mentalità e penso che è a cercare a rimettere questi valori, a far campare la memoria viva, a pigliare i nostri valori antichi, perché la nostra corsa è bella, cioè a cercare di preservare e ci campiamo bene quantunque.